Cari amici, benvenuti nel canale di Kayak e Camping Sardegna con una guida al campeggio nautico in kayak. Questo video è dedicato a coloro che amano unire la passione per il kayak a quella per il campeggio. In particolare mi dedicherò alle escursioni di più giorni con kayak da mare e con campeggio lungo costa. Primo, fase di studio e pianificazione che va fatta a casa. Prima di caricare il kayak è fondamentale studiare il percorso a tavolino. Analisi delle distanze, quindi prima cosa individuiamo la località di partenza e arrivo, possibilmente il più vicino possibile a un parcheggio, per poter scaricare i kayak e le attrezzature in modo agevole. Pianificare tappe giornaliere con percorrenza in chilometri adeguata a tutti i componenti del gruppo, avendo cura di lasciare un'adeguata riserva di energie per le situazioni di emergenza o impreviste, vento più forte, vento contrario o quant'altro si potesse presentare. Individuazione delle vie di fuga, identifica quindi sulla carta nautica o su Google Earth i punti utili, spiagge accessibili via terra o porticcioli dove puoi sbarcare in caso di emergenza o peggioramento del meteo. Comunica a una persona di fiducia a terra il tuo itinerario, gli orari previsti di contatto e cosa fare se non ti fai sentire entro un orario limite. Meteo e maree. Il tuo piano deve essere flessibile e considerare possibili variazioni. Controlla il meteo la sera precedente per poter pianificare variazioni al programma. Controlla prima di partire e spesso non solo le previsioni di pioggia e sole, ma soprattutto vento, nodi e direzione e onda, altezza e periodo, perché alla pioggia o al freddo si può sopperire con un adeguato vestiario, mentre il vento, sia per intensità che per direzione, può creare onde importanti e creare situazioni di pericolo. Se in mare e in zone particolari, studia le tavole di maree. Sbarcare con l'alta marea e ritrovarsi il kayak a 200 metri dall'acqua la mattina dopo, bassa marea, è faticoso. O al contrario, non trovare il kayak perché andate alla deriva, direi ancor peggio. Punto 2. Carico e trim del kayak. È importante sapere che il comportamento del kayak cambia drasticamente a pieno carico e la corretta distribuzione dei pesi è essenziale. In linea di massima, i pesanti vanno messi vicino al centro ed in basso. Questo migliora la capacità di movimento e la stabilità del kayak. Anche se le paratie e i tappi sono stagni, inevitabilmente può entrare dell'acqua, quindi riporre quasi tutto dentro sacche stagne, possibilmente piccole o medie, direi dai 5 ai 20 litri. È meglio avere tante sacche piccole che una grande, per sfruttare ogni angolo dei gavuni, la punta e la coda del kayak in particolare. Consiglio: usa sacca di colori diversi o trasparenti per riconoscere subito il contenuto. Per esempio, rossa la userei per il primo soccorso, sicurezza, blu per i vestiti o altro colore, insomma. Se si ha sufficiente esperienza, fare prove di carico prima a casa finché si trova il giusto assetto e la consapevolezza di quanto si può imbarcare. Possibilmente tenere gli oggetti di uso frequente a portata di mano e non in fondo al kayak, quindi cibo e stoviglie per pranzo, asciugamani, cellulare, sedie, telo, eccetera. Portare in kayak un borsone leggero perché è utile per trasportare attrezzatura dal kayak alla tenda quando necessario. Ricorda che il carico-scarico del kayak va fatto sempre vicino al mare, ovviamente se possibile, onde evitare sforzi eccessivi per la schiena e per la struttura del kayak stesso. Prima di lasciare casa è inoltre utile crearsi una lista di controllo di ciò che bisogna portare e verificare puntualmente per evitare dimenticanze. Bene, distribuzione dei pesi. Acqua e cibo pesanti
vanno al centro, contro le paratie vicino al sedile. Sacca a pelo e vestiti quindi leggeri nelle punte estreme. Cerca di mantenere il kayak bilanciato lateralmente. Evita di legare troppa roba sopra la coperta. Il ponte deve essere libero per evitare la presa al vento e permettere le manovre di autosalvataggio. Solo la mappa, la pompa di sentine e la pagaia di riserva dovrebbero stare fuori. E aggiungerei anche una bussola se necessario. Punto 3. Scelta del posto tenda e gestione del kayak a terra. Questa è l'operazione più critica e spesso sottovalutata. Non tutte le spiagge sono adatte al campeggio. Ecco i criteri di scelta. Protezione. Cerca calette riparate dal vento predominante e dall'onda lunga. Posiziona tenda e kayak sufficientemente distante dal bagnasciuga. Individua la linea dei detriti, alghe secche, legni, eccetera, sulla spiaggia. Quella è la linea di massima alta marea recente. Porta quindi i kayak sopra quella linea. Se c'è vento forte, zavorra i kayak o legali a un albero o roccia. I kayak vuoti volano via facilmente. Per la notte è consigliabile capovolgere i kayak, pancia in su, e coprire i pozzetti. Questo evita che si riempiano di rugiada, pioggia o che animali cerchino rifugio all'interno. Vie di fuga. Evita spiagge che verrebbero sommerse in caso di mareggiata improvvisa o incastonate sotto scogliere a picco dove possono cadere pietre, alberi, eccetera. Il terreno, la sabbia è certamente comoda, però si insinua un po' dappertutto, spesso anche nelle cerniere stagne. I ciottoli drenano meglio l'acqua in caso di pioggia. Se sono piccoli sono anche comodi, se sono grossi diventano un problema anche loro. Esposizione. In estate cerca l'ombra al mattino per non bollire in tenda all'alba. In inverno, stagioni fresche, cerca il sole a est per asciugare l'umidità. Aggiungerei un antifurto. Io non l'ho mai usato perché ho avuto la fortuna di stare sempre in posti affidabili. Però in zone frequentate passa un cavetto di acciaio tipo quelli da bici tra le maniglie o l'anello di traino dei kayak e assicurali insieme ad un punto fisso. Punto 4. Alimentazione ed acqua. Acqua è il vincolo principale. Se navighi in mare porta tutta l'acqua necessaria, minimo 3 litri al giorno a testa. A cosa serve l'acqua? Ovviamente a bere, a cucinare e per l'igiene. Cibo. Evita cibi freschi deperibili dopo il primo giorno. Privilegia cibi ad alta densità calorica e basso volume, frutta secca, liofilizzati, couscous, pasta, eccetera, riso. Igiene, punto 5. Punto 5. Igiene e norme comportamentali. In kayak si raggiungono posti incontaminati, è quindi imperativo lasciarli tali, o anche meglio di come li abbiamo trovati. In bagno, fai i bisogni lontano dall'acqua, almeno 50 metri, e seppellisci il tutto con una paletta o con qualche strumento. Porta via la carta igienica usata in un sacchetto apposito, che poi smaltirai con gli altri rifiuti o, se avrai occasione di fare un fuoco, dove è possibile potrai anche bruciarla. I saponi, usa solo saponi biodegradabili al 100% e non usarli mai direttamente nello specchio d'acqua, ma a terra, filtrando l'acqua sporca attraverso il terreno. I fuochi, preferisci sempre il fornelletto a gas. Se accendi un fuoco dove permesso, fallo sulla battigia sotto la linea di alta marea, così il mare cancellerà le tracce, o diversamente in un posto che non metta a rischio la zona con un incendio. Punto 6. Sicurezza in navigazione. Navigazione di gruppo. Consultare le disposizioni delle autorità marittime e civili delle zone interessate alla tua escursione.
per quanto riguarda navigazione e campeggio. Le regole non sono sempre le stesse, nemmeno nella stessa regione e tantomeno nelle diverse nazioni. Faccio un piccolo esempio. Le autorità marittime concedono a noi kayak a livello nazionale un limite di navigazione dalla costa di 1 miglio. Le stesse autorità marittime in situazioni particolari o in coste particolari limitano questa libertà a 300-600 metri. Questo perché? Per questioni di emergenza, per questioni di traffico marittimo eccessivo, per sicurezza in generale. Idem per quanto riguarda il campeggio, non dappertutto è permesso e non dappertutto è permesso con le stesse modalità. Idem per i fuochi. Quindi conoscenza delle leggi vigenti nel posto che noi utilizziamo. Concordare segnali manuali di comunicazione, esistono norme comportamentali in tal senso, e condividi queste norme con tutti i componenti del gruppo. Il più lento detta il ritmo della navigazione. Questo è imperativo. Il più lento può essere perché ha meno performance degli altri, però nel momento che fa parte del gruppo dobbiamo tenerne conto. Il più lento può esserlo a causa di problemi di carattere fisico, momentanei o anche più complessi. Dobbiamo tenerne conto. Quindi, ripeto, è imperativo. Il più lento detterà il ritmo della nostra escursione. Mai allontanarsi oltre la portata della voce o del fischietto, perché se abbiamo bisogno d'aiuto non siamo in grado di comunicare il nostro bisogno. Comunicazioni. Il cellulare spesso non prende in calette isolate. Un VHF marino portatile è fortemente consigliato, canale 16 per le emergenze, o ancora meglio un satellitare GPS. Punto 7. Attrezzatura tecnica e sicurezza. Questa è la base imprescindibile, non scendere a compromessi sulla qualità e quantità di questi elementi. La pagaia di riserva, obbligatoria, se perdi o rompi la tua in mare aperto, devi averne una di scorta, solitamente smontabile in 2 o 4 pezzi, fissata sul ponte. Il giubbotto salvagente, il PDF, indossalo sempre, scegliene uno possibilmente con tasche per tenere a portata di mano coltello, fischiette e qualche barretta da consumare durante la navigazione. Il paraspruzzi, fondamentale per tenere l'acqua fuori dal pozzetto, specialmente con mare formato. Pompa di sentina e spugna per svuotare il kayak in caso di ribaltamento o infiltrazioni. Paddle float, uno specifico galleggiante gonfiabile o anche rigido da attaccare alla pagaia per facilitare l'autosalvataggio se ti rovesci e sei da solo. Cima di traino per trainare un compagno in difficoltà. Aggiungerei a questa anche una cima multiuso. Carta nautica, anche questa deve essere sempre a portata di mano. Punto 8. Abbigliamento, materiali e strategie. In base alla stagione usa vestiti pensando alla temperatura dell'acqua, non solo a quella dell'aria, perché si può anche andare a finire in acqua. In navigazione proteggiamo tronco e gambe nell'acqua fredda con una muta stagna dry suit, la soluzione più sicura in acqua molto fredda. Ti mantiene completamente asciutto anche in caso di ribaltamento. O con una muta umida, wetsuit o long john in neoprene, protegge mantenendo uno strato d'acqua a contatto con la pelle che viene riscaldata dal corpo. In acqua calda, estate mediterranea, magliette a maniche lunghe, tessuto licra sintetico con protezione UV, UPF 50+, per il sole ovviamente. Pantaloncini o short tecnici, asciugano rapidamente, evitiamo jeans o cotone. Mani e piedi, le mani con guantini da voga, solo per prevenire le vesciche, simili a quelli delle bici, insomma. I pogis
manopole che si attaccano alla pagaia utili in inverno per tenere le mani calde pur avendo un contatto diretto con l'asta. I piedi, calzari in neoprene, è lo standard, tengono i piedi caldi e protetti sia in acqua che sulla riva, anche dalla abrasione con le rocce o dalla puntura di ricci. Scarpette da scoglio, alternativa più leggera, adatte solo ad acque calde. Testa ed occhi, cruciali per il sole. Il cappello con visiera è indispensabile per proteggere il viso dal sole riflesso sull'acqua. Deve avere un cordino di sicurezza onde evitare di perderlo. Di cappelli ce ne sono diversi tipi. Occhiali da sole polarizzati riducono il riverbero sull'acqua, migliorando la visibilità e riducendo l'affaticamento visivo. Anche questi devono avere un lacetto. A terra. Appena sbarchi, togli i vestiti umidi e indossa quelli asciutti tenuti nella sacca stagna. Cosa portare? Un piumino leggero, dipende dalle stagioni ovviamente, si comprime molto in questo caso. Pantaloni comodi, un cambio di intime, calze asciutte. Ovviamente dipende dalle temperature e dalla stagione. Scarpe da campo, sandali tipo Crocs o Teva, leggeri e si asciugano subito per stare in tenda, per uscire giusto nelle immediate vicinanze. Porterei anche una scarpa bassa da trekking o running per escursioni esplorative a terra, che vi assicuro che spesso c'è questa necessità, oltre che la voglia di visitare i posti che raggiungiamo col kayak. Quindi ripetiamo, portiamo sempre con noi un set completo di vestiti asciutti, intimo, calze e un pile o un piumino leggero, oppure la giacca a vento ovviamente. Sigillato nella sacca stagna più sicura. Questo è il nostro salvavita termico una volta arrivati a terra. Ricorda, in kayak ogni capo bagnato è un rischio per la sicurezza e per la salute. Vestiti in modo tecnico e pensa al bilanciamento dei carichi. Punto 9. Attrezzatura da campeggio. Primo requisito, la compattezza. Quindi devi pensare come un escursionista ultralight, ma con un vantaggio, che il kayak porta il peso. La tenda, preferibilmente autoportante, a igloo o geodetica. Sulle coste rocciose o sabbiose è spesso difficile piantare i picchetti. Una tenda che sta su da sola è un enorme vantaggio. Materassino gonfiabile occupa meno spazio di quelli in schiuma. Sacco a pelo. Ne esistono di diversi tipi, sintetici a piuma o anche misti. Il sintetico pesa di più ma scalda anche se umido. L'umidità in kayak è onnipresente. Sacco a pelo in piuma, più leggero e compatto, ma deve rimanere assolutamente asciutto. Dobbiamo avere anche un telo, utile per creare ombra a pranzo o ripararsi dalla pioggia mentre si cucina. Io al telo abbino sempre anche un piccolo ombrello da spiaggia compatto. Spesso è molto più pratico per piccole soste. Set di pentole, piatti, posate, bicchieri. Accendino, portane due, mettendoli in due posti diversi. Uno il classico accendino a gas e l'altro magari di quelli da emergenza con pietra focaia. Kit di primo soccorso personalizzato con disinfettante, cerotti, pinzette per spine e ricci, farmaci personali, crema per ustioni solari, eccetera. Portare una crema solare resistente all'acqua per la protezione dal sole. Uno spray antizanzare. Power bank, un modello robusto per ricaricare telefoni, GPS, GoPro o quant'altro porti appresso. Un pannellino solare può essere utile se stai via molti giorni. Ovviamente i cavi che servono. Una lampada frontale, indispensabile per montare il campo o cucinare. A questa, se lo spazio lo permette, abbinerei anche una lampada di cortesia da tenere quando si è in gruppo. Una cosa che io invece ho apprezzato nel tempo tantissimo, sarà forse per l'età,
una sedia pieghevole. Ne trovi di vari modelli leggeri e non ingombranti, a un costo accettabile. Ti cambiano veramente la permanenza la sera, perché ti puoi veramente rilassare la schiena. Bene cari amici, grazie prima di tutto per l'attenzione, veramente spero che questi consigli vi possano essere utili se amate questo genere di avventure. Io uso la parola avventure perché veramente è un'avventura. Tutte le volte che faccio un'esperienza simile per me rimane indimenticabile sicuramente, è una piccola avventura. Grazie ancora, ovviamente il video è migliorabile con l'esperienza anche vostra e quindi accetto qualsiasi suggerimento vogliate darmi attraverso i commenti nel mio canale. Grazie, arrivederci, buon divertimento, buon kayak, buon campeggio.